Ciao bambini, eccoci a correggere gli esercizi che avevate da fare a casa sulla metà e il doppio. Avete avuto difficoltà o le avete trovate facili? Fatemi sapere. Allora, vediamo un po'. Il primo esercizio. Cosa ci chiedeva? Osserva l'esempio, conta i gettoni e scrivi il numero corrispondente. Poi disegna la metà e scrivi il numero. Allora, nell'esempio avevamo 8 gettoni, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e infatti ci è segnato 8. Poi ne dovevi togliere la metà, quindi andavano via queste 4 e la metà sono altre 4. 1, 2, 3, 4 e infatti poi lo scriviamo anche in numero. Vediamo quello che invece dovevate svolgere voi. Avevate 6 gettoni, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dovevate scrivere 6. La metà di 6, quindi 6 diviso 2, questi vanno via e ne rimangono 3. Quindi dovevate disegnarli e anche scrivere il numero. Qua ne avevate 4. Dovevate aggiungere 4 e disegnarne la metà, quindi solamente 2. E il risultato è 2. 4 diviso 2, 2. Qua quanti ne avevamo? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E abbiamo scritto 10. La metà di 10 è 5. 10 diviso 2. 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a scrivere 5. Tutto giusto? Bravissimi! Andiamo a vedere invece il contrario, andiamo a vedere il doppio col secondo esercizio. Osserva l'esempio, conta i gettoni e scrivi il numero corrispondente. Poi disegna il doppio e scrivi il numero. Vi avevo detto di disegnare direttamente sul quaderno questi gettoni e a fianco scrivere il risultato. Quindi il primo esercizio com'è? 1, 2, 3 e vi segna 3 gettoni. Qua dovevate fare il doppio, quindi moltiplicare per 2. Quindi 3 ci sono, moltiplicati per 2, altri 3 e diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infatti abbiamo scritto 6, questo era l'esempio. Andiamo a vedere quello che dovevamo svolgere noi. Allora, ne avevamo 1, 2, 3, 4, quindi dovevamo scrivere il numero 4 a fianco e poi dovevamo disegnare il doppio di 4 gettoni che corrisponde al 4 per 2. Quindi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il numero 8 doveva essere scritto qua a fianco. Poi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi dovevate scrivere 5 gettoni. Per fare il doppio cosa dobbiamo fare? Moltiplicare per 2. Quindi 5 per 2 è 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e andiamo a scrivere il 10 qua. L'ultimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi dovevate scrivere il 6 qua. Il doppio di 6, quindi 6 per 2, quanto è? 1, 2, 3, 4, 5, 6 era quello che avevamo. Dovevamo fare il doppio, quindi altri 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi il doppio di 6 equivale a 12. Va bene? Avete capito? Quindi quando dobbiamo fare la metà si divide per 2. Invece quando si deve fare il doppio si moltiplica per 2. Va bene? Ci vediamo con la prossima lezione. Buona serata, ciao!